Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento sono questa sera il capo del Genio Civile, l'architetto Rino Lamendola, e il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino. Grazie per aver accettato il nostro invito. Era da tempo che non ci vedevamo, quindi vorremmo un po' capire quali sono le ultime novità della vostra attività. Lei come capo del Genio Civile, ma anche come vicepresidente dell'Ordine Nazionale, e l'architetto Alfonso Cimino anche ci farà un bilancio di questi 2 anni di attività, ma sono tante le iniziative che l'Ordine organizza, un Ordine sempre attivo e frizzante. Vorrei iniziare da questa festa che ha catalizzato un po' l'interesse non solo di tutta la provincia ma anche di tutta la regione, è il 40 anni della fondazione dell'Ordine, una manifestazione particolarmente sentita, partecipata anche perché ha visto la presenza di quasi tutti gli iscritti dell'Ordine e che ha visto anche la presenza del Presidente nazionale dell'Ordine, Giuseppe Capochin. Dottore Lamendola, architetto Lamendola, 40 anni di attività, come la possiamo condensare in qualche minuto? Ma sono anni in cui l'Ordine è cresciuto fino a raggiungere un ruolo veramente che va ben al di là dei propri limiti istituzionali, svolge ruoli che sono di interfaccia con la società civile, promuove iniziative anche per una crescita culturale, socio-economica della nostra terra. Il contributo che l'Ordine ha sempre dato in occasione della revisione del piano regolatore, in occasione dei vari progetti che si sono fatti per la città di Agrigento, sul centro storico, sulla rivitalizzazione della città, ma non soltanto a livello centrale, a livello anche provinciale. Ricordo le tante iniziative che si sono fatte nel tempo, una per tutte quando abbiamo chiamato attorno al tema della piazza un po' tutte le scuole di architettura del Mediterraneo, e siamo riusciti a mettere attorno ad un tavolo a parlare di architettura, c'erano palestinesi, c'erano israeliani, c'erano veramente di tutte le culture del Mediterraneo, e questo la dice lunga sul fatto di quanto l'architettura possa essere importante quale linguaggio universale di confronto tra i popoli. Ma questa è una delle tante iniziative. L'Ordine è sempre cresciuto, adesso sta lavorando benissimo con il Presidente Alfonso Cimino, che dicevamo che è frizzante, è propulsivo, sta portando avanti una serie di iniziative, e quindi adesso io nel ruolo di capo del Genio Civile e di vicepresidente del Consiglio Nazionale Architetti spesso mi interfaccio con l'ordine provinciale con grande piacere, un rapporto che teniamo anche con gli altri ordini professionali. Ecco, poi parleremo anche della sua attività del Genio Civile, che sta dando un input notevole con tantissime iniziative, tra cui quella degli ipogei, ma ne parliamo più avanti. Presidente Cimino, allora questi 40 anni com'è cambiata, lei che è più giovane dell'architetto Lamendola, com'è cambiata negli anni questa professione? Ecco, lei dal suo punto di vista un po' più recente, come ha visto questa evoluzione dell'Ordine in questi 40 anni? Innanzitutto sono contento che nel 40esimo dell'Ordine mi sono ritrovato a essere Presidente dell'Ordine degli Architetti con una squadra di consiglieri che hanno contribuito tantissimo in questi 2 anni, e la storia dell'Ordine si è racchiusa all'Hotel della Valle quella sera del 29 giugno, dove oltre a esserci tutti i presidenti che si sono succeduti in questi 40 anni, c'erano tutti gli iscritti, i colleghi architetti con 40 anni di professione. Vi era il Presidente nazionale Giuseppe Capochin a suggellare il tutto, insieme anche ai Presidenti della Consulta, di tutta la Consulta regionale di tutti gli architetti della Sicilia, e devo dire che è stato emozionante, dove tra l'altro la storia di questa provincia passa attraverso sicuramente gli attori principali nella trasformazione del territorio, che sono gli architetti. Lo hanno dimostrato, lo continuano a dimostrare, e devo dire che questo ordine, come giustamente diceva Rino, ha sempre avuto un ruolo fondamentale. La nostra è una squadra che si riallaccia tantissimo all'operato che ha tracciato Rino nei suoi 16 anni di presidenza, perché per noi è stato il presidente più longevo,
e che ci ha portato ad avere un rapporto non solo con gli iscritti, non solo con le attività istituzionali, ma anche con la società, che è sicuramente cambiato. E in questi 40 anni, devo dire, nel racconto fatto da tutti i presidenti, ci rendiamo conto come oggi fare l'architetto è una delle professioni sicuramente più interessanti, ma il ruolo dell'ordine oggi diventa fondamentale in quegli stimoli che stiamo cercando di dare nelle amministrazioni, che stiamo cercando di dare nei rapporti anche istituzionali, e su questo devo dire oggi mi trovo anche fortunato, non solo a essere presidente in un periodo in cui parliamo del 40° dell'ordine, ma ad avere il capo del genio civile, Rino Lamendola, che oltre ad essere un grande amico, persona che stimo tantissimo per la sua professionalità, è anche il nostro vicepresidente nazionale degli architetti. E il fatto che ci sia anche un architetto, Michele Benvari, in soprintendenza, poi Roberto Scerratta al parco, e con un rapporto forte e intenso che abbiamo avuto fin dal primo giorno anche con la Curia Arcivescovile di Agrigento, con l'Ufficio Beni Ecclesiastici, con Don Giuseppe Pontillo, che ho osato definire il vero motore pulsante e l'unica forza committenza che noi abbiamo come architetti. È colui che ha sposato i concorsi di progettazione per le nuove chiese, sta realizzando un sacco di lavori, tantissimi lavori nelle chiese, ma anche nei percorsi di trasformazione del centro storico di Agrigento, i musei, i Mudia, che li sta aprendo un po' in tutta la provincia. Quindi questi rapporti rendono forte non solo il ruolo dell'architetto, ma soprattutto sono, secondo me, pregnanti in una società e in un territorio che per lungo tempo è stato, secondo noi, un po' abbandonato. Presidente, ecco, spesso voi attenzionate la possibilità di inclusione nel mondo del lavoro ai giovani architetti, che hanno uno studio particolarmente grande, però diciamo anche lì so che lei ha fatto tanto. Devo dire che questo si riallaccia ad un percorso che forse lo può raccontare, perché l'ideatore, meglio l'architetto Lamendo, è un percorso che è stato fatto col Consiglio Nazionale degli Architetti, con il Dipartimento dei Lavori Pubblici guidato proprio e dei concorsi guidati da Rino Lamendola, che è quello del concorso di progettazione a 2 gradi. Grazie a questo contributo forte, a questa politica che ha saputo, del Consiglio Nazionale di Rino, che ha saputo interfacciarsi con la politica nazionale, oggi è possibile che un giovane professionista può vincere e può avere affidato un incarico attraverso un concorso di progettazione a 2 gradi, dove i requisiti possono essere dimostrati solamente a valle e non a monte. E come spesso dice lui, e quindi ripeto tra virgolette anche diciamo il concetto, ne fa da padrone il cervello, ne fa da padrone la qualità del professionista, che può essere colui che è appena laureato, colui che negli ultimi anni non ha avuto la fortuna di poter lavorare, e solo dopo aver vinto la prima fase del concorso di progettazione può andare va da un grosso studio di progettazione e può interloquire sui requisiti, cosa che prima non accadeva. Prima era al contrario, era il giovane professionista, era il portaborse di un grande studio di progettazione. Presidente, voi avete fatto tanto a livello nazionale per avviare un giovane, puntare sulla qualità del progetto e non sulla quantità del fatturato. So che questa è una cosa a cui lei ci tiene particolarmente. Ecco, parliamone, perché lei ha dato un forte input nazionalmente. Diciamo che è stata una scommessa e non è stato affatto facile raggiungere questo obiettivo, perché certe lobby, soprattutto insomma, delle grandi holding che hanno interesse a restringere il mercato, diciamo che non è che l'avessero presa molto bene, quindi abbiamo dovuto mostrare i muscoli e siamo riusciti comunque a raggiungere obiettivi importanti, che sono sintetizzabili in 2 elementi. Del primo ne ha già parlato Alfonso, consentendo finalmente al cervello di avere la meglio su chi ha il fatturato. Cioè oggi un giovane, anche se non ha il fatturato, non ha uno studio con tanti dipendenti, può vincere un concorso e può realizzare un concorso, salvo poi dover dimostrare i requisiti a valle del concorso, costituendo un raggruppamento, però
diciamo che il bandolo dalla matassa ce l'ha il giovane, quindi il potere di interlocuzione l'abbiamo dato, di contrattuale l'abbiamo ridato al giovane e a chi ha cervello. Poi abbiamo abbattuto il muro del fatturato, perché prima, se non avevi il fatturato da 2 a 4 volte il servizio per cui tu andavi a concorrere, non potevi partecipare. Adesso invece il fatturato può essere sostituito da una polizza e, come abbiamo visto nei concorsi, addirittura può essere dimostrato a valle con un raggruppamento. Sono tanti diciamo, gli elementi che abbiamo, gli obiettivi che abbiamo raggiunto per aprire il mercato. Per esempio, prima, per partecipare a una gara di progettazione bisognava versare una cauzione. Questo riduceva fortemente certo. la concorrenza, perché chi se lo poteva permettere di partecipare a tante gare e versare tante cauzioni aveva molte più possibilità di lavoro. Chi invece non lo poteva fare magari riduceva le domande, quindi partecipava poco alle gare. Quindi un pacchetto di obiettivi raggiunti, non tanto con il codice dei contratti, ma soprattutto con il correttivo del 2017, che diciamo che ha dato veramente una scossa al mercato e ha abbattuto quel muro di gomma del fatturato, dei requisiti, che per lungo tempo ha impedito. Questa è chiaramente una delle tantissime cose che avete fatto a livello nazionale. Magari più avanti cercheremo di approfondire anche in modo da informare chi ci ascolta. Sì, no, per i concorsi, volevo dire, per i concorsi è una cosa importante che noi abbiamo lanciato, perché noi non ci siamo limitati soltanto a diciamo, agire dal punto di vista normativo, ma anche in termini di servizi. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pure offerto alle stazioni appaltanti i bandi tipo, significa avere i bandi pronti. Tu vuoi fare un concorso, vuoi fare un grado, qua c'è il bando, vuoi fare un concorso a 2 gradi, c'è il bando. Molto spesso i flussi finanziari europei si perdono perché le stazioni appaltanti perdono il tempo a preparare il bando. Noi abbiamo superato questa criticità, abbiamo redatto i bandi tipo che sono stati recepiti dalla regione, prima dalla rete delle professioni tecniche, poi dalla regione siciliana, e adesso sono all'esame di Itaca, che è il braccio operativo della conferenza Stato-Regione. Quindi noi stiamo dando alle stazioni appaltanti d'Italia lo strumento per poter rilanciare l'affidamento degli incarichi di progettazione ai liberi professionisti, perché noi siamo convinti assertori di una politica del dividere i compiti tra chi è preposto al controllo del processo di esecuzione dell'opera pubblica e chi invece, che deve essere il dipendente, e chi invece deve essere preposto alla progettazione. È chiaro che ci sono pure le progettazioni che fa la Regione, lo Stato, i fiumi li progetta, certo. oppure un impianto all'interno di un ufficio, l'argimentazione dei fiumi, però la stragrande maggioranza degli incarichi noi siamo convinti che devono essere dati all'esterno, e devo dire che da quando la Regione siciliana ha recepito i bandi, ha adottato i bandi, sono partiti gli incarichi professionali. Poi nel prossimo giro le dico so che lei in questo senso ci ha messo molto impegno. E ne partiranno poi magari al prossimo giro. Presidente, io invece vorrei puntualizzare su un'iniziativa che lei, diciamo, ha particolarmente fatto, questa degli Open Studi aperti, questo giro nei vari paesi, nei vari centri più grossi della nostra provincia. Siete stati a Canicattì, siete stati a Sciacca. Ecco, l'obiettivo di questa iniziativa, questo studio aperto che avete fatto, questa è una cosa, diciamo, che lei sin dall'inizio ha cercato di, diciamo, avvicinare un po' le periferie alla città. Qual è stato l'obiettivo, diciamo, il risultato anche? L'obiettivo l'ha raggiunto, il risultato che ha conseguito con questa iniziativa. Allora, devo dire che come attività ordinistica noi ci siamo mossi su 2 fronti. Il primo è quello di uscire fuori dall'ordine, di essere stati nelle amministrazioni. Abbiamo incontrato diversi sindaci della provincia di Agrigento, ci siamo proposti con le nostre iniziative, con i bandi tipo, con la piattaforma dei concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, che siamo stati i primi in Italia ad aver firmato il protocollo d'intesa col Consiglio nazionale come ordine, in cui possiamo offrire questa piattaforma che col concorso di progettazione può immediatamente dare lustro a un affidamento di un incarico.
Lo abbiamo fatto parlando anche di fascia costiera, lo abbiamo fatto parlando di strumenti urbanistici, lo abbiamo fatto anche nel valorizzare soprattutto la figura dell'architetto. E in questo, da una parte nell'incontro con le amministrazioni, abbiamo voluto valorizzare anche il lavoro degli architetti. In questa iniziativa Open Studi Aperti, che quest'anno le abbiamo voluto fare a Sciacca, e su questo ringrazio tantissimo i consiglieri che si sono impegnati su Sciacca, Michele Ferrara, Salvatore Porretta e Giacomo Cascio, all'interno del secondo cortile del Palazzo Municipale di Sciacca vi è stata una mostra dei lavori svolti dagli architetti del territorio. Sono stati 2 giorni interessantissimi dove i colleghi si sono aperti, nel vero senso della parola, hanno mostrato i loro progetti, e questo è un fatto importante, perché molto spesso il lavoro o l'architettura, quindi il lavoro svolto dall'architetto, molto spesso non lo si conosce, e facendo e realizzando delle mostre dei lavori già realizzati ti dà l'impressione come ci siano dei bravissimi architetti in provincia di Agrigento, dove c'è una grandissima professionalità, e che questa non deve essere a servizio solamente della committenza privata, ma deve essere oggi più che mai a servizio della committenza pubblica, nel dare nuove idee e nuove opportunità nel rilancio del nostro territorio. E come è stata recepita l'iniziativa da parte delle amministrazioni pubbliche, che spesso si trovano in grossa difficoltà perché hanno degli uffici tecnici scadenti, insomma non adeguatamente coperti dalle figure professionali? Il problema degli uffici tecnici oggi è aggravato dal fatto che, attraverso il pensionamento della famosa quota 100, ormai gli uffici tecnici di molti comuni sono diciamo quasi in chiusura, io oserei definire, e questo allarme lo abbiamo lanciato più volte sia al comune di Agrigento, dove ci sono circa 5-6 pensionamenti, al comune di Sciacca. Nella fattispecie abbiamo chiesto che venisse attivato il tavolo tecnico proprio per queste problematiche, perché vogliamo essere di supporto in questo, e Sciacca ci ha risposto. Si sono incontrati i consiglieri di Sciacca dell'ordine con l'amministrazione per dirimere le problematiche anche derivanti da questo prepensionamento, e devo dire che anche all'interno degli uffici tecnici voglio spezzare una lancia a favore, che ci sono grandissime professionalità. Il problema è che manca il personale. Certo, quindi questo crea sicuramente un rallentamento dell'attività edilizia, e quando parliamo di un rallentamento dell'attività edilizia parliamo di un comparto fatto da professionisti, da committenti, da investitori, che non possono fare altro che ridurre, che rallentare quella spinta che invece dovrebbero dare le amministrazioni nel territorio. Presidente, su questa iniziativa lei qual è il suo contributo? Anche nazionalmente come cercate di... L'iniziativa di Open Studi è un'iniziativa che parte dal Consiglio nazionale, che poi è stato ben sfruttato dall'Ordine di Agrigento, ma c'erano centinaia di studi aperti in tutta Italia, quindi è un'iniziativa che ha coinvolto tutta l'Italia, e l'obiettivo è quello di rilanciare la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. Noi da tempo, e ora cominciamo a raggiungere dei primi obiettivi, devo dire, diciamo che non dobbiamo sottovalutare l'importanza del progetto, perché senza un buon progetto non ci sarà mai una buona costruzione, non ci sarà mai un buon appalto dei lavori, quindi il progetto è centrale. Quando si parla dell'appalto integrato, per esempio, noi siamo contrari, perché l'appalto integrato cosa consente? Consente l'appalto dei lavori senza che ci sia alla base di gara un progetto esecutivo, si parte senza progetto esecutivo. Sembra che si accorciano i tempi, perché di fatto tu salti un passaggio, ma poi di fatto vai a pagarla questa cosa qua, perché non essendoci un progetto esecutivo alla base di tutto, poi cominciano i contenziosi, le varianti in corso d'opera, si alimentano le incompiute e sicuramente non c'è qualità. Quindi noi invece vogliamo rilanciare la centralità del progetto, e Open Studi si è mossa in questa direzione. Quindi spesso succede che, almeno da quello che seguiamo quotidianamente, molte amministrazioni comunali non possono partecipare ai bandi perché non hanno tecnici a sufficienza. In questo caso cosa
cosa si fa, cosa si può fare? Non Qual è hanno- il vostro aiuto che potete Il dare? nostro aiuto, lo dicevo poco fa, noi li stiamo aiutando in due modi. Per i concorsi, perché noi riteniamo che il modo principale per poter affidare una progettazione, lo strumento principale sia il concorso, laddove Benissimo. tu non vai a scegliere un progettista, ma vai a scegliere il progetto Un migliore. Cioè Perfetto. il committente ha diversi progetti davanti, Benissimo, sceglie il progetto benissimo, migliore. E guarda, benissimo. facendo un'analogia, è come se quando andiamo noi dal fruttivendolo abbiamo la possibilità di scegliere le mele migliori perché le vediamo. Invece quando nei servizi normali di affidamento non scegliamo le mele migliori, scegliamo i produttori nella speranza che le mele siano buone, ma è una speranza. Invece lì lo vai a constatare, vai a vedere che il progetto è migliore dell'altro e lo scegli. Poi c'è un vantaggio, che molto spesso si dice, sbagliando, che i concorsi allungano i tempi, i concorsi accorciano i tempi. Allora io dico perché. Perché per bandire un concorso ci vorranno 2 o 3 mesi in più rispetto a un affidamento ordinario. Però alla fine dell'affidamento ordinario noi abbiamo individuato un professionista che poi dovrà sviluppare un progetto. Alla fine del concorso io non ho un professionista, io ho il progetto già pronto, Perfetto. progetto di fattibilità, e ho il professionista a cui posso affidare le fasi successive della progettazione senza dover fare altre gare. Quindi ho risparmiato tantissimo, quindi dobbiamo, diciamo, dire le cose come stanno. Non è vero che i concorsi allungano i tempi, i concorsi accorciano i tempi e ti danno anche la qualità. E noi come li abbiamo aiutati, diciamo, le stazioni appaltanti per fare i concorsi? Lo dicevo poco fa, con i bandi tipo e con la piattaforma. Noi abbiamo costituito una piattaforma informatica che diamo in uso gratuitamente a tutti i soggetti pubblici o privati, committenti pubblici o privati che indicano che bandiscano concorsi a 2 gradi, che sono i migliori. Ma non sa che cosa abbiamo, che successo ha avuto questa piattaforma. Per dirne una, il ponte di Genova, il sottoponte di Sì, Genova, sì. si sta realizzando con la nostra piattaforma. Ci sono i lavori di ricostruzione a Norcia con la nostra piattaforma, intervento sul parco di Taormina, del teatro di Taormina, con la nostra piattaforma, l'intervento per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale, l'area Falc di Milano, Milano Sesto San Giovanni, con la nostra piattaforma. Abbiamo la coda, abbiamo il CONI in coda, abbiamo il comune di Roma in coda, abbiamo il comune di Scilla in coda. Insomma, state dando un diciamo valido che contributo. i comuni e anche soggetti privati, perché anche a privati l'abbiamo dato in uso, cominciano a capire che per la qualità dell'architettura basta parole, dobbiamo fare i fatti. Per fare i fatti non possiamo noi garantire la qualità dell'architettura se continuiamo a dare gli incarichi con il ribasso del 70, dell'80, del 90%. È impossibile che ci sia qualità. Noi la qualità la vogliamo fare con i concorsi e stiamo, diciamo, aiutando le stazioni appaltanti dal punto di vista normativo e dal punto di vista dei servizi per poterli espletare. Bene, Presidente, parliamo anche di Agrigento. Finalmente il Consiglio Comunale ha approvato le direttive del PRG, voi siete intervenuti con un lungo comunicato stampa, la vostra posizione? Sì, noi siamo intervenuti spingendo già nel settembre del 2017 a parlare della revisione dello strumento urbanistico. Delle direttive che sono state concertate con gli altri ordini professionali. Devo dare un grande plauso all'amministrazione comunale che ha saputo portare avanti questo percorso su spinta degli ordini professionali, ritenendo però che noi abbiamo impiegato 7 mesi fra l'approvazione, fra la concertazione e l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale e circa un mese per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Se tutto questo fosse iniziato prima, oggi parleremmo di un progetto del PRG. Dico questo perché? Perché le direttive di per sé non hanno revisionato lo strumento urbanistico, sono l'idea di una città, che è un'idea che devo dire in questo momento è comune a tutti. Quando parliamo di Valle dei Templi, del Parco della Valle dei Templi, la città di Agrigento, del fronte mare,
quando parliamo di riaggregare i quartieri satellite. C'è una diciamo, visione della città che nelle linee generali è riuscita a essere comune ed è comune a tutti, ma oggi bisogna affidare gli incarichi per la redazione del progetto del PRG, per lo studio della via Pas, lo studio agricolo forestale e lo studio idrogeologico, e su questo vorremmo capire se queste procedure sono state attivate oppure no. Tra l'altro, perché sono le uniche che ci possono far parlare nel tramutare le direttive in un progetto, per vedere se tutto ciò che noi abbiamo pensato e abbiamo scritto si tramuta in realtà. Spero tanto che questo percorso sia un percorso che possa essere diciamo, velocizzato, e devo dire che su questo, ricordando proprio quel periodo del 2017, facendo anche un bilancio di questi 2 anni nella città di Agrigento, quando abbiamo spinto sullo sportello unico dell'edilizia siamo riusciti, e oggi è una realtà. Abbiamo voluto e spinto l'Urban Center, e oggi questa è una realtà. E sull'Urban Center devo dire che è un luogo importantissimo, dove bisogna fare fatti e non parole. Bisogna fare fatti perché bisogna parlare della città di Agrigento dalla sua nascita, di come è oggi, ma soprattutto parlare dei progetti. Ed è per questo che noi anche su Agrigento abbiamo e stiamo sostenendo un grande grido d'allarme sull'ufficio tecnico. Perché se noi oggi dobbiamo affidare lo studio del PRG, il progetto del PRG, sicuramente non lo potranno fare i tecnici comunali, perché abbiamo già detto che sono tutti per la carenza che c'è. Quindi dobbiamo affidare i progetti all'esterno, e il luogo deputato su quale discutere dei progetti, quindi dei fatti, di quali sono le giuste soluzioni, sicuramente quell'Urban Center che abbiamo pensato e che oggi sta muovendo i suoi primi passi. Sì. Presidente, a lei la parola su questo importante strumento urbanistico che la città si appresta, diciamo, Beh, io ho dei ricordi, perché diciamo, nel periodo in cui è stato adatto il precedente strumento urbanistico c'è stata una fortissima interlocuzione tra l'Ordine degli Architetti, che all'epoca presiedevo, e l'amministrazione, insomma, e la società civile, devo dire. Io devo affermare un principio che dico da anni e che sono convinto che è sempre attuale. Se la città di Agrigento non ha il coraggio di bloccare l'espansione edilizia e di puntare alla rigenerazione urbana del tessuto già esistente, Agrigento non avrà un buon futuro dal punto di vista urbanistico, ma anche economico. Mi spiego subito, perché noi 50 anni fa ad Agrigento eravamo 60.000, oggi siamo ancora 60.000. Forse un po' meno. Forse un po'. Nel frattempo abbiamo costruito interi quartieri, Fontanelle, Monserrato, il villaggio Mosè è diventato una frazione, San Leone. Abbiamo, diciamo, una città che è cresciuta tantissimo, tra l'altro con un aspetto satellitare che impone delle spese enormi, perché poi tutte queste frazioni devi portare le opere di urbanizzazione primaria, le opere di urbanizzazione secondaria, i servizi. Quindi è come se un padre di famiglia che ha sempre lo stesso stipendio, con lo stesso stipendio, senza nuove entrate, anzi ha un piccolo decremento, perché c'è un decremento, comincia a fare la villa al mare, la villa in montagna, la casa in campagna, poi la deve garantire la manutenzione. Quella famiglia andrà a fallimento, e lo stesso accade ai comuni. Questa cosa non si vuole capire, invece si deve capire, perché altrimenti noi non risolveremo i problemi. Bisogna dire basta all'espansione edilizia, raggiungendo tanti obiettivi. La prima è quella di non consumare più altro suolo, perché questo continuo consumo di suolo sproporzionato rispetto alle effettive esigenze
poi comporta la cementificazione, comporta che le acque piovane e meteoriche non vengono più assorbite e non vanno più a alimentare le falde, scorrono in superficie sempre con velocità maggiore, provocando gli sfaceli che noi sappiamo, le esondazioni, le frane che noi sappiamo, cedimenti, e questo che ce è ne sono cedimenti in in tutta Italia, ma soprattutto dalle parti nostre. Questo è uno degli elementi. L'altro è quello che si svuota il centro storico, è matematico. Noi, quanto è inciso la frana di Agrigento sul svuotamento del centro storico? A mio avviso non più del 5%, l'altro 95% è da attribuire alle errate politiche che si sono adottate in questi 50 anni, perché se noi continuiamo a fare il zona C1, C2, C3, C4, ma guardate che i cittadini se ne vanno fuori e questo c'è il rischio che la nostra comunità perda la propria identità, perché le radici culturali di una comunità stanno nel centro storico. Se il centro storico viene abbandonato, perde la sua funzione di cuore pulsante e noi abbiamo perso l'identità di agrigentini, le radici culturali le stiamo perdendo. Allora bisogna subito stoppare questo ampliamento, diciamo non proporzionato. Quello che è proporzionato si può fare, ma siccome non abbiamo incremento demografico per ora ci dobbiamo fermare. E poi ci sono gli aspetti economici, che dicevo poc'anzi, perché io devo, a fronte di un'entrata sempre la stessa, devo andare a spendere fin quando poi non va a collasso. Quindi allora l'auspicio qual è? L'auspicio, e questo non lo dico da capo del Genio Civile, perché lo dico da ex presidente dell'ordine, da componente del Consiglio Nazionale degli Architetti, e quindi è da cittadino soprattutto, dico che se non modifichiamo, se non diciamo stimoliamo, segniamo un'inversione di tendenza forte su questo elemento, noi non avremo mai, avremo sempre un centro storico più svuotato, avremo sempre una città che perderà l'identità e anche il suo valore storico, perché quando diciamo che oggi il turista visita la valle e riparte, è perché non possiamo offrire un centro storico vivo. Se il centro storico fosse ancora vivo, ci fossero ancora quelle botteghe artigianali e piccolo commerciali che caratterizzavano fino a qualche decennio fa, sicuramente il turista avrebbe interesse, allora rifiorirebbero attività commerciali, i ristoranti, le trattorie, gli alberghi, i bed and breakfast. Se noi lo svuotiamo il centro storico, noi avremo una Valle dei Templi visitata da turisti mordi e fuggi, lo diciamo da anni, però non riusciamo a invertire la tendenza. E può essere che questo è il momento buono, la revisione del piano regolatore costituisce il momento giusto perché si avvii un dibattito che possa produrre questa inversione. Presidente, voi avete partecipato anche a una riunione a Palazzo dei Giganti presso la Sala Giunta proprio per un confronto sulla revisione del piano particolareggiato del centro storico. Mi aggancio al discorso del centro storico. Sul centro storico c'è tanto da dire, quindi sì, mi piacerebbe sentire anche il parere suo. Sì, sul centro storico c'è tanto da dire, ha già ben avviato, diciamo, quest'idea che è madre del centro storico, l'architetto Lamendola. Su questa iniziativa noi stiamo lavorando, perché recuperare oggi il centro storico non vuol dire soltanto recuperare un tessuto edilizio, di architettura del centro storico, ma una rigenerazione urbana della città. E su questo noi abbiamo sollecitato anche la revisione del piano particolareggiato del centro storico di Agrigento insieme ad altri attori. Insieme ad altri attori principali, e su questo infatti mi voglio riallacciare di nuovo a quello che dicevo prima, sul fatto che la Curia Arcivescovile, l'ufficio beni ecclesiastici della Curia, sta tanto lavorando per il nostro centro storico di Agrigento. E sull'iniziativa che noi abbiamo fatto Educa Agrigento, insieme anche allo stesso comune di Agrigento, alle scuole Istituto Agrigento Centro, le Angelle Riparatrici, l'Esseneto, in collaborazione con Lega Ambiente, abbiamo spiegato ai ragazzi, alle nuove generazioni, qual è la città in cui vivono, e ci siamo fatti dire quale città che vogliono. E questa iniziativa è proprio sfociata in una giornata bellissima, che è stato sulle 100 piazze. Ecco, perfetto, ricordo bene, sì, che l'abbiamo seguito. Ma l'iniziativa l'abbiamo fatta a Piazza Don Minzoni,
è che la piazza della Cattedrale, dove abbiamo più volte già da tempo sollecitato l'amministrazione comunale a parlare di una ZTL, sia per la piazza della Cattedrale, piazza Don Binzoni, che per la via Duomo. Avete anche regalato un defibrillatore. Abbiamo regalato anche un defibrillatore ad un'associazione del GISE che si occupa proprio a un'autoambulanza. Però è importante dire il fatto della ZTL della via Duomo e di piazza Don Binzoni, perché una ZTL progettata bene anche a favore dei cittadini, creando degli spazi, dei parcheggi per gli abitanti di quelle zone, perché non è possibile, è da lì che passa, faccio una piccola parentesi, è da lì che passa l'idea di valorizzazione di un centro storico. Se noi la piazza della Cattedrale non le diamo quell'importanza madre che ha, noi non possiamo parlare di recupero o di valorizzazione, non possiamo pensare ad una piazza con tutte le macchine, ad una piazza che diventa un imbuto laddove vi sono eventi come matrimonio o altri eventi della curia. Quindi è l'unica piazza della Sicilia, dell'Italia, di una cattedrale che non ha a oggi questo ruolo fondamentale, che è quello di rispetto nei confronti di una comunità religiosa, ma soprattutto nel rispetto di un monumento o dei monumenti che si affacciano nella via Duomo. Presidente, il Presidente Cimino ci ha dato l'input per parlare di un evento di cui abbiamo parlato per tanti anni, insomma un evento storico che è stata la riapertura della cattedrale. Sì. Quindi Diciamo che sono lieto di aver dato il contributo subito dopo l'insediamento dello scorso febbraio. La prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di creare un canale preferenziale per l'approvazione veloce di tutte le opere che possono dare impulso a un rilancio culturale e socio-economico della nostra terra. E forse è la prima opera pubblica che abbiamo approvato è proprio i lavori che riguardano la cattedrale, quindi siamo lieti, lavori che sono andati avanti anche per l'impulso che sia l'arcivescovo Ferraro che anche il padre Pontillo, che è veramente l'anima della diocesi da questo punto di vista. Sono stato lieto di poter avere dato il contributo, anche se dobbiamo considerare che la cattedrale è sempre costruita su un costone che è comunque in movimento, quindi va monitorata molto attentamente. Lungo questo canale preferenziale che noi abbiamo creato per le opere pubbliche importanti, ma sono passate in pochissimi mesi, perché sono insediato da pochi mesi, da meno di 6 mesi, sono già passati progetti importantissimi e quindi abbiamo capito che funziona creare un canale preferenziale. Abbiamo il Ponte Petrusa che è stato approvato il progetto esecutivo, i lavori sono ricominciati. Cogliamo l'occasione anche per fare un po' un bilancio di questi suoi 6 mesi, che è stato particolarmente intenso. Ecco, parliamone. Sì, abbiamo sbloccato il cantiere di Petrusa, abbiamo sbloccato anche il cantiere del Ponte Morandi, che ancora non sono iniziati i lavori per problemi interni a ANAS, però noi il progetto esecutivo l'abbiamo già approvato. Ci sono altri lavori, per esempio abbiamo dato il nostro parere per l'approvazione del metanodotto di Favara, per il quale c'è un finanziamento di 22 milioni di euro e che i lavori partiranno presto, quindi anche questo è importante. Abbiamo dato il nostro parere per il consolidamento del costone la scorsa settimana a Palazzo d'Orleans. Adesso abbiamo ricevuto, c'è stato un ulteriore finanziamento previsto per il costone, quindi sarà tutto il terrazzamento del versante che scende verso via Santo Stefano e raggiunge quasi il seminario, quasi, non comprende la zona del seminario, ma arriva lì vicino. E per questo progetto già siamo a livello definitivo, il definitivo è stato approvato, adesso il Genio Civile approverà quello esecutivo. Questa settimana già abbiamo ricevuto l'equipe di professionisti incaricati e pensiamo che nel giro di un mese possa essere approvato anche il progetto esecutivo, quindi parte un altro cantiere molto importante. Abbiamo sbloccato anche in provincia dei cantieri, per esempio il Ponte Canzalamone di Sciacca, che è una cosa molto importante per la viabilità interna e anche esterna.
abbiamo redatto tutta la documentazione propedeutica all'affidamento degli incarichi professionali esterni, perché sarà un incarico esterno questo qua. Ecco, veda, noi lavoriamo per progettare noi quando è il caso, ma anche per affidare gli incarichi. Noi cosa stiamo progettando? Noi per ora stiamo progettando all'interno tutti gli interventi di reggimentazione idraulica. Abbiamo fatto una serie di interventi, nonostante le competenze per le emergenze idrogeologiche siano passate all'autorità di bacino, vista la difficoltà in cui si trova questa autorità, perché è proprio in una fase di start-up, di inizio, noi stiamo offrendo un contributo notevolissimo. Abbiamo in pochi mesi già progettato, i 5 lotti del progetto, 5 lotti dei lavori di reggimentazione del fiume Verdura, tutta la zona quindi di Burgio, Caltabellotta, Ribera, quindi una zona per una lunghezza di 17 km, insomma un intervento abbastanza serio di 6 milioni e mezzo. Certo. Abbiamo progettato una decina di interventi sul fiume, ce n'è uno sul fiume Salso, l'altro sul fiume Acqua che l'abbiamo già realizzato, un altro sul torrente Alamanca Safarella di Licata, sul torrente Scudato di Cammarata, sul fiume Naro di Canicattì, sul Coda di Volpe. Questi Aragona. Interventi a cosa sono mirati? Sono interventi si parla di, cerchiamo di pulizia, anche di capire un po' degli alberi. Benissimo, allora, noi perché sono importanti. Non si fa manutenzione programmata da troppi anni. Allora noi corriamo ogni anno a fare dei lavori di somma urgenza quando il danno già è fatto. Benissimo. Stiamo tentando per le risorse che abbiamo, non abbiamo la bacchetta magica, certo, ma le risorse che abbiamo stiamo tentando di pensarci prima, di non andare in somma urgenza, ma di fare lavori di manutenzione programmata. Però siamo attenti anche ad altri tipi di situazioni, per esempio i ponti. I ponti della provincia di Agrigento sono tutti attenzionati, saranno tutti attenzionati nel giro di 2 o 3 mesi. Stiamo infatti con il Dipartimento Regionale Tecnico, abbiamo redatto un bando, sempre sfruttando i nostri bandi tipo, quello sempre, perché veramente si sta dando una scossa notevole agli incarichi esterni con questi bandi tipo. Prima non se ne parlava mai, adesso viene più facile. Sfruttando i bandi tipo si stanno redigendo, adesso si daranno degli incarichi, ma si parla di centinaia di incarichi a professionisti per fare una schedatura sull'efficienza dei ponti della provincia di Agrigento. Quindi da qui a fine anno noi avremo una schedatura di tutti i ponti, sapremo dove è necessario intervenire, come intervenire, e quindi questa è una cosa che non ha precedenti nella storia, quindi siamo molto lieti. Avete già individuato qualche criticità in particolare in qualche zona? No, abbiamo censito tutti i ponti e ora tutti i ponti saranno divisi in lotti e saranno affidati ad altrettanti professionisti che dovranno compilare le schede, redigere una relazione. Sulla base di questi dati si creerà una sorta di banca dati. Poi la Regione affiderà gli incarichi per l'intervento di consolidamento che è stato valutato. Ecco. Tutto questo porta degli input positivi porta alla gli nostra input economia. ai liberi professionisti, perché la Regione sta lavorando anche per dare gli incarichi ai liberi professionisti, perché segnando un'inversione di tendenza della centrale di progettazione. È una cosa che a noi non piace, la centrale della progettazione. Centralizzare la progettazione, così come è stato fatto anche a livello nazionale, per noi non è una cosa positiva. I progetti che si devono fare all'interno lo si facciano, ma la stragrande maggioranza dei progetti, specialmente i progetti di architettura, di opere pubbliche, devono essere fatti all'esterno. Certo. Quindi devono essere divisi i compiti di chi progetta e di chi è preposto al controllo del processo di esecuzione dell'opera pubblica, dalla programmazione sino al collaudo. Quindi ci stiamo muovendo in questo senso e i contributi che stiamo dando sono notevoli. Nell'ambito idrogeologico poi dobbiamo inserire il discorso degli ipogei. Ne vogliamo parlare adesso? Certo, allora, io però volevo un attimo se ne parliamo dopo. Capire anche tutto questo input che arriva come genio civile,
che scossa che sbocchi anche all'economia, ai professionisti, insomma, muove tutto un interland anche di imprese, di progettualità, insomma c'è una vivacità in questo senso, grazie anche all'input del genio civile, no Presidente? Sì, senz'altro, questo è un fatto importantissimo, perché veda, quando ci sono professionisti lungimiranti che riescono a trovare anche attraverso queste metodologie opportunità di lavoro per i liberi professionisti, è un fatto importantissimo sul quale noi siamo sicuramente grati. Sicuramente queste schedature, questi incarichi porteranno a dei progetti, porteranno a dei lavori, e quindi tutto un comparto che si va ad alimentare e a sbloccare. Devo dire che queste iniziative mancano alle nostre amministrazioni, lo dobbiamo dire, comunali, perché non riscontriamo la stessa vivacità e la stessa ricerca di fondi. E una delle cose che abbiamo chiesto, fra l'altro, anche all'amministrazione comunale di Agrigento, un ufficio che si occupi nella ricerca di fondi comunitari, che possa sfruttarli e affidare gli incarichi all'esterno, perché la lungimiranza di dover creare con una schedatura, con un impegno, con un apporto professionale su un ponte, ritorno a dire, crea tutta una serie di iniziative professionali che possono essere sicuramente di dare ossigeno ad un momento storico di grande crisi, che è una crisi congiunturale, stiamo attenti, però non comprendo molto spesso, e non lo faccio per critica ma per dato di fatto, non comprendo come, se da un lato professionisti lungimiranti riescono, oggi il capo del genio civile riesce a trovare, insieme alla regione, riescono a trovare, sfruttando i fondi europei, li stiamo sfruttando fondi europei, perché si restituiscono i soldi, perché le nostre amministrazioni comunali non riescono a fare la stessa cosa. Quindi su questo noi siamo qui di supporto anche alle amministrazioni, laddove ce lo chiedono, ma cercando di stimolarli a quelle che sono delle progettualità che devono sì essere redatte all'esterno, ma sono delle progettualità che portano solo ad un obiettivo, che è quello della riqualificazione del nostro territorio e un rilancio socio-economico anche di un intero territorio. Presidente, prima di passare agli ipogei, ne vorrei parlare per ultimo perché è una cosa importantissima secondo me, insomma. Spesso l'attività è bloccata per queste procedure per l'edilizia. Burocrazia. Le faccio un esempio, giusto? Sono stato invitato per l'inaugurazione di un'attività commerciale. La proprietaria mi diceva che ha impiegato 2 anni per ristrutturare questo magazzino, diciamo, e farlo molto bello, devo dire particolarmente bello anche da un punto di vista, diciamo, architettura, urbanistica, insomma. Ha dovuto per 2 anni pagare il vecchio locale dove stava, e quindi, diciamo, ha avuto un esborso di denaro particolarmente esoso. Ecco, approfitto di questo così esempio per dire: voi come genio civile cosa fate per snellire questa burocrazia che purtroppo è un piede, è una catena al piede per le attività commerciali? E noi sfruttando le potenzialità che ci ha offerto lo sblocca cantieri e la circolare del DRT, Dipartimento Regionale Tecnico, noi abbiamo lanciato uno snellimento delle procedure senza precedenti nella storia. Oggi il cittadino agrigentino, insomma chiunque voglia costruire una tettoia, un gazebo, un muro di recinzione, un cancello, una vasca, una piccola piscina, le cosiddette opere minori, che prima venivano assoggettate tutte ad autorizzazione, oggi possono essere realizzate con una semplice comunicazione. Il progetto si deve sempre redigere, ci deve essere sempre un responsabile, però il genio civile accetta una semplice comunicazione, e questo è uno snellimento senza precedenti. Poi le autorizzazioni vengono rilasciate soltanto per gli interventi che sono ritenuti rilevanti
sempre con la circolare del DRT, che sono per esempio le opere pubbliche o grandi costruzioni con tanti piani o costruzioni particolari in legno con più piani o in acciaio, ma le costruzioni diciamo usuali di fatto saranno costruite tutte con un semplice deposito, quindi non si attenderà più nulla. Quindi un grandissimo processo di snellimento delle procedure che tra l'altro è coadiuvato dalla piattaforma, perché nel frattempo nasce la piattaforma sismica su cui oggi i progetti possono viaggiare veloci e le autorizzazioni possono essere rilasciate al professionista direttamente attraverso la piattaforma. Siamo ancora in una fase di start-up, ancora la piattaforma non funziona al 100%, ma io sono convinto che quando la piattaforma sarà a pieno regime sarà esplosiva da questo punto di vista, perché un professionista che invece di prendere la macchina da Menfi, venire qui a fare la coda al Genio Civile, potrà trasmettere il progetto attraverso la piattaforma, noi potremmo in tempo reale esaminarlo e nel giro di poche ore potremmo addirittura autorizzarlo. Quindi stiamo operando uno snellimento delle procedure che veramente non ha precedenti nella storia. Dico, ancora non è a regime perché la piattaforma, stiamo utilizzando una piattaforma che è nata per la regione toscana, la stiamo adeguando alla regione siciliana, e devo dire che abbiamo fatto una formazione insieme con l'ordine degli architetti, con gli altri ordini professionali. Portos mi pare che si chiama. Portos è quella toscana. Quella siciliana si chiama Sismica, ora l'abbiamo adottata, si chiama Sismica. Abbiamo fatto una formazione non soltanto per i nostri, per i dipendenti, ma l'abbiamo fatto anche per i liberi professionisti che a loro volta hanno istruito dei tutor in maniera tale che possono reiterare i corsi e quindi accelerare questo processo che è importantissimo per l'economia, perché se noi ci stiamo 6 mesi per dare un progetto è un discorso, se noi ci stiamo 6 giorni per approvare un progetto è tutto un altro discorso. Noi incoraggiamo gli investimenti, tante volte si rallentano e si scoraggiano gli investimenti nella nostra terra per questo motivo. Oggi noi stiamo creando le condizioni perché da qui a poco tempo veramente si possa dare un grandissimo impulso all'edilizia locale. Allora, ultimi minuti della nostra trasmissione, dedichiamola a questa iniziativa, a questo tavolo che lei da qualche mese ha messo su con tutti i rappresentanti istituzionali degli ordini, ma anche diciamo, associazioni, per questo lavoro degli ipogei. Lo ha presentato qualche giorno fa alla presenza dell'assessore regionale Marco Falcone. Allora, illustriamo. Così intanto abbiamo un po' di più tempo, dei classici 3 minuti del TG per poter parlare, perché è una cosa importantissima. Io addirittura lancio la provocazione che secondo me potrebbe essere il secondo riconoscimento UNESCO per Agrigento. Sì, potrebbe portare a questo, e devo dire che il tavolo ha potenzialità enormi, perché attorno al tavolo siede la soprintendenza, il parco, siede la curia, il commissario, il commissario per il dissesto idrogeologico, il Dipartimento regionale territorio e ambiente, il Dipartimento protezione civile, tutte le istituzioni competenti sono attorno al tavolo, quindi è una grande potenzialità. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di progettare la messa in sicurezza delle parti che, che denotano rischi proprio per la sicurezza, per la pubblica incolumità, e soprattutto quello di riaprire, non tutta la rete perché è impossibile, riaprire una parte della rete al turismo. Certo è un turismo particolare, dobbiamo capire che è un turismo dove entra una guida, entra un turista accompagnato dalla guida, però è un turismo, lo vogliamo chiamare diciamo scientifico, però sicuramente è un turismo che porterà interesse su Agrigento. Cosa stiamo facendo? Abbiamo in occasione dell'insediamento, che noi parliamo come se ci lavoriamo dal 16 maggio, ma abbiamo fatto una serie di cose, appunto, perché so che avete fatto anche delle scoperte. Sì, allora dal 16 maggio ci siamo insediati, quindi abbiamo avviato i lavori della prima fase, abbiamo approvato un cronoprogramma con 3 fasi. La prima fase è quella che abbiamo già completata ed è finalizzata a
completare i livelli di conoscenza. Dobbiamo conoscere la rete e soprattutto partendo dagli imbocchi. Oggi noi conosciamo quasi tutti gli imbocchi, perché non siamo mai certi che siano tutti, ma prima ne avevamo 122, poi ne avevamo 147, oggi abbiamo 186. Tra l'altro avete presentato una mappa molto dettagliata. 186 imbocchi. Una Cioè parte ad Agrigento ci sono 186 ingressi per i ipogei. Esatto. Parte di questi sono orizzontali, parte sono verticali, la maggior parte sono orizzontali, parte sono diciamo, tramandati dagli studi che si sono fatti nel tempo, una parte invece sono stati proprio scovati da noi. Ecco, in questo particolare uno. È importante, in particolare uno. Diciamolo. E diciamo in piazza che proprio, San Giuseppe, no? Esatto, in particolare durante questa fase di conoscenza, durante questa fase di conoscenza noi abbiamo utilizzato delle tecnologie avanzatissime, che sono una tomografia sismica e tomografia elettrica. Sono due tecniche che si integrano e attraverso questo siamo riusciti a trovare questa cavità, che è un ipogeo che si trova a 6 metri di profondità sotto via Atenea di fronte alla chiesa di San Giuseppe. Diciamo che questo ipogeo quasi sicuramente si collega o si collegava alla rete degli ipogei, quella di San Giuseppe, quella che prosegue per il Purgatorio, quindi però oggi non ci siamo potuti entrare, abbiamo solo calato una telecamera, abbiamo praticato un foro nel bordo di via Atenea, abbiamo calato una telecamera e abbiamo visto l'interno. Dalle immagini catturate da questa telecamera si evince che questo ipogeo sarà sicuramente stato utilizzato durante la seconda guerra mondiale come rifugio antibellico, perché si vede proprio una fila di chiodi che sosteneva altrettanti punti di illuminazione. Però diciamo, alle scoperte che abbiamo fatto e quelle che continueremo a fare adesso, entro il 31/12, dovremmo avere le idee chiare su dove intervenire. Qualche idea già l'abbiamo precorrendo i tempi, ma dovremo fare un'analisi più dettagliata. Ad oggi posso dire che sicuramente interverremo nell'ipogeo dell'Acquamara, laddove lì prima dobbiamo eseguire dei lavori di messa in sicurezza e poi possiamo parlare di turismo, mentre nell'ipogeo del Purgatorio diciamo che già la sicurezza è assicurata o parzialmente assicurata dagli interventi fatti nel tempo. C'è un intervento del Genio Civile che ancora è perfetto, si è conservato perfetto nel tempo, nei decenni. Lì possiamo già immaginare di fare un qualcosa di fruizione turistica, anche per il posto dove si trova, al centro di via Atenea, e quindi cominceremo i progetti. C'è una convenzione che stiamo stipulando con il Comune, perché il Comune ha delle risorse che non è riuscito a spendere in tempo. Noi siamo ben lieti di dare il nostro contributo, al Comune abbiamo ottimi rapporti di collaborazione, quindi prima faremo una sorta di rilievo. Questo è molto importante per la città di Agrigento, un rilievo che forse daremo a liberi professionisti di tutta la rete, rilievo topografico, in modo da sovrapporre le cavità che ci sono sotto con quello che c'è sopra, perché noi solo dopo che c'è questa sovrapposizione potremo capire i punti dove è importante intervenire per garantire la sicurezza, perché ci potranno essere delle cavità, diciamo, instabili sotto gli edifici, allora lì dovremo andare a intervenire, certo. Quindi daremo priorità. Quindi da qui a dicembre speriamo di riuscire ad avere questi rilievi e poi a gennaio partire con i progetti. Quindi diciamo, mi pare che anche sotto il viale stanno lavorando. quello è una vasca, è molto semplice, lì i rischi sono molto relativi, è molto semplice, e quello che è stato recuperato già dal Comune entrerà poi nella rete di fruizione degli ipogei. Guardate, ci siamo dati i tempi, quando abbiamo fatto il cronoprogramma tutti i partecipanti al tavolo mi hanno detto che sono stato troppo rigoroso perché ho dato tempi strettissimi. È stato encomiabile, Presidente. Però noi le vogliamo rispettare. La prima fase già
l'abbiamo rispettato. Ecco, la rete, giusto per completare il ragionamento, fino a dove si estende? No, ma si estende fino alla Valle dei Templi, è grandissima. Noi non possiamo pretendere di riqualificare tutta la rete, è impossibile, anche perché ci sono degli ipogei che sono stati interrotti e ripianati di sfabricidi, quindi noi andremo a recuperare Ripianati di, non ho capito. sfabricidi, sono diciamo, materiali di risulta. Sì, sì. L'ideale sarebbe quello di ripristinare la funzionalità, perché questi ipogei sono stati costruiti secondo Diodoro Siculo nel 480 a.C. con l'obiettivo di alleggerire il costone, no? Di migliorare le condizioni statiche e strutturali del costone dove sorge il centro storico. Però poi nel tempo questi cunicoli sono stati, diciamo, interrotti anche per effetto della speculazione edilizia degli anni 60, diciamolo pure. Certo. Quindi questo oggi lo ritengo difficile, se non impossibile, ripristinare le funzioni idrauliche, idrogeologiche più che altro, ma ritengo che sia possibile la messa in sicurezza e la valorizzazione turistica di una parte. Bene, il nostro tempo è finito, abbiamo un po' sforato, vorrei lasciare le conclusioni al Presidente Lamendola, anche per una questione di... Cimino. Chiedo scusa, Lamendola ha parlato abbastanza. Ecco, c'è questa scoperta, questo lavoro degli ipogei è sicuramente un lavoro encomiabile che sta facendo il collega Lamendola, no? Sì, senz'altro, come abbiamo detto in un recente seminario che si è svolto al seminario di Agrigento, alla presenza anche non solo dell'ordine, del capo del genio civile, in quel caso come vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Italia Nostra, con la curia arcivescovile. Oggi noi abbiamo una progettualità su quello che è il sottosuolo. Desideriamo capire quali altre progettualità ci sono sopra il sottosuolo, perché veda, dalle parole che sento da Rino Lamendola è quello di aver trovato risorse, di utilizzare risorse e di fare un cronoprogramma con tempi immediati. Certo, noi diciamo questo da tanto tempo e noi abbiamo bisogno di fatti concreti e non di parole. Questo è un fatto concreto che porterà anche lì la possibilità di lavoro per liberi professionisti esterni, la possibilità di utilizzare fondi per lavori che possono essere compiuti da imprese. Faremo un seminario insieme, faremo un seminario sugli ipogei. E questa è anche un'altra cosa sul quale stiamo lavorando, sul quale sicuramente ci sarà una collaborazione, quindi questo modus operandi, ritorno a dire, dobbiamo tentare di utilizzarlo anche diciamo nelle amministrazioni tutte, perché ormai dobbiamo sbracciarci per poter rilanciare questo nostro territorio, per rilanciare diciamo, la professione, per rilanciare il settore dell'edilizia, perché è importante oggi più che mai, dopo tutti questi anni di grande assenza, di grande silenzio, poter iniziare a parlare del futuro di noi progettisti. Bene, ci sarebbe ancora da continuare, potremmo fare un'altra ora di trasmissione, parlare anche delle scoperte, Presidente Lamendola. Il piacere è tutto mio potervi ospitare nella nostra TVA, parlare anche delle scoperte che continuano a venire fuori nella splendida Valle dei Templi, insomma, teatro, ora so che ci sono ulteriori ritrovamenti, per cui insomma è una città che ha tantissime potenzialità, solo che vengono poco sfruttate. Io ringrazio il capo del genio civile, l'architetto Lamendola, e ringrazio il presidente Cimino dell'Ordine di Agrigento per il tempo che ci hanno concesso, ma d'altronde fa parte del nostro lavoro, che è quello di informare delle tantissime novità che come genio civile e come Ordine degli Architetti quotidianamente fanno per la nostra collettività e per la promozione dello sviluppo del territorio. Grazie, una buona serata, ricordo sempre TVA sul canale 92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, e poi questo programma sarà caricato sui nostri social YouTube e Facebook. Grazie e una buona serata. Grazie.